Ma voi, con il vostro carattere, lascereste mai qualcuno indietro? Beh, io no. Simone, dai che andiamo, go go go! Different location, Longarone, Consuelo che ha preso strudel. Oggi è tardissimo, sono esattamente le 10:10 di mattina e dobbiamo ancora partire. Da qui si parte per andare al rifugio Pian de Fontana, ma noi proseguiamo lungo la strada. Fiossi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nettamente in ritardo sulle varie tabelle di marcia perché sono esattamente le 11:10 Perché avevo freddo dentro casa con 20 gradi, adesso meno 2 sto da Dio. e adesso siamo partiti dalla macchina, abbiamo parcheggiato nell'agglomerato di 7-8 case di Rizzapol. Praticamente salendo da Longarone sulla strada che porta alla Val Zoldana, per fare l'escursione che vogliamo fare oggi si poteva partire anche da Igne attraversando il ponte tibetano, che non è un ponte tibetano, vabbè, ponte sospeso, che ci avrebbe fatto fare all'incirca 2,5 km e 400 e rotti metri di dislivello in più. Sfortunatamente, ma forse neanche tanto sfortunatamente, il ponte è in ristrutturazione, quindi non si può attraversare. Quindi, seguendo la strada verso la Val Zoldana, arrivati a Sofranco, entriamo nella Valle del Grisiol, arrivati all'attacco del sentiero per raggiungere il rifugio Pian de Fontana, proseguiamo per la strada e arriviamo appunto a Rizzapol. Da qua parte il sentiero 528 che ci porterà alla casera Gravedel. State con noi e se arriviamo caldi vi facciamo vedere come si arriva. Vivi, Se arriviamo vivi e caldi. gelati. Va bene. Tanto vi faccio vedere che lì sotto c'è Igne, appunto dove c'è il ponte sospeso, e tutto questo pezzo qua con relativo dislivello ce lo siamo risparmiati perché appunto il ponte è interdetto. Qua c'è un'altra bella casetta tipica in muratura in pietra, molto pittoresca. Scusate Raseghi, ma siamo praticamente appena svegliati. Era qua, che carina. Sarà probabilmente un'escursione molto ombreggiata perché in questo periodo qua il sole non passerà mai questa cima, quindi cerchiamo di arrivare alla casera e di mangiare qualcosa di caldo. E dovete scusarmi, colpa mia, mea culpa, mia massima colpa. Noi siamo andati via dritti per dritti nell'ansia di recuperare un po' di tempo perso, ma in realtà andando via dritti si va praticamente verso Longarone. Il sentiero da dove abbiamo parcheggiato noi, che è qua dietro, avanti 50 metri si stacca direttamente qua sulla destra e si passa attraverso quelle altre casette là in cima. Quindi adesso prendiamo il sentiero giusto. Scusatemi, capita, il bello della diretta. Scusa amore, Sono stanca. è già stanca la Consu. A conferma del fatto che siamo sulla strada giusta, troviamo questo cartello che tra le varie
destinazioni indica Gravina Gravedel e Selle del Gravedel. Sempre sentiero 529. Avevano messo lo 0, boh, vabbè. Era un fa di colori, era qua. Qua c'è una fontana, ma deve essere già ghiacciata. Sentiero va su per questa forestale. Sorpresa delle sorprese, qua c'è anche una strada asfaltata che viene su, non so da dove, perché sulla mappa è segnata a trattini come fosse un sentiero, quindi boh. Ecco che arrivati al Casel, questa bella struttura in pietra, ben mantenuta. Qui la strada asfaltata finisce e sulla destra continua il sentiero 529, che anche qui non capisco perché avevano sbagliato, l'avevano messo 509 e l'hanno sbianchettato, ma non hanno aggiunto il 2, quindi è 529, sempre per Gravedel e Selle del Gravedel. Mi sa che la fatica arriva qua, perché adesso da qua ci sono 500 metri di dislivello. Non ditelo alla Consu, che se no mi ammazza. Salendo lungo il sentiero possiamo apprezzare sulla nostra destra il monte Nono, o Nonno de Megna penso si chiami, e invece sulla sinistra, lì su in cima, quello lì con la croce, è il Cimon di Caiada, mentre qua a sinistra ci sono le Recce del Gat, che non so da che angolazione dovrebbero sembrare delle orecchie di un gatto. Onestamente non so, se probabilmente una volta erano più orecchie, magari un pezzo è caduto, non lo so. Ma è solo per dirvi 2 monti così, tanto per dirvi qualcosa. E di qua continuiamo a salire sulla Brina. Saliti dalle case, attraversata una prima piccola zona dove Vaia si è fatta sentire, entriamo in un bel bosco di abeti, presumo. Sì, non sono arancioni, quindi non sono larici. E qua probabilmente comincia a salire un po'. In realtà, analizzando meglio la situazione, c'è un po' di tutto. Abeti, faggi, qualche larice bello giallo. Quindi è variegato. Arrivati alla quota di 1180 metri, attraversiamo il Phu Rui Tao e continuiamo sull'altra sponda, ovviamente, se riesco a rintracciare il sentiero, che dovrebbe essere questo qua, che va su di qua. Adesso vediamo se troviamo qualche segnale. Confermo che sì, dal torrente è un po' a intuito, ma si trova subito il segnale del sentiero giusto. E si va ancora su verso quel crinale lì dietro. Chissà che si veda un po' di panorama da lì. Ad una certa, salendo verso la cresta lì, casca lo sguardo dall'altra parte del Maè, e lì in fondo, non so se si riesce a vedere, quella lì, esattamente lì sopra il mio ditone, dovrebbe essere Casera Busnic, che ormai, da quello che ho letto, dovrebbe essere dismessa. Non so se c'è qualche sorta di locale per bivacco, ma probabilmente prima o dopo andremo a visitare anche quella, per non dirgli a Consuelo, perché già gli devo mai dirmi i morti e anche i vivi.
Però intanto va avanti lei, guarda. Tac. Mio amore. Arrivati sul pseudocrinale, non ho tantissimo panorama, ma va bene stesso. Qua c'è una bella panca naturale. Qua sul tronco, chi ci vuole sedere? Vabbè, sa là, che chi che si adatta va avanti nella vita. Noi intanto andiamo su per di qua, dritti per dritti. Su di qua. Il sentiero di per sé, a parte il fatto che è relativamente corto come chilometraggio e pur avendo solo 600 metri di dislivello, quindi la pendenza in alcuni punti è abbastanza interessante, perché siamo secondo i conti sul 20-22% di pendenza media. Essendo che c'è un sacco di faggi, ci sono sti pezzi qua in pendenza che, essendo che il posto è poco trafficato, è tutto ricoperto di foglie, quindi sono un po' così da stare all'occhio sia in salita ma molto di più in discesa. Comunque non dovrebbe mancare molto alla nostra meta. E niente amici, lo sapete come si dice in esercito? Penso si dica così anche se non ho mai fatto l'esercito, che si va sempre avanti insieme e non si lascia mai indietro nessuno. E purtroppo questa volta il mio amore a un certo punto mancava pochissimo arrivare al bivacco, si è un attimo impressionata su un passaggino, questo qua come vi dicevo prima coperto di foglie, e niente, ha avuto un attimo di panico e non si è più sentita di andare avanti, e quindi lei ha insistito, vai avanti che siamo quasi arrivati, ti aspetto qua. No, non si fa così, se si parte in due si arriva in due. Quindi adesso ci siamo fermati più o meno a 150 metri dalla casera. Vabbè, niente, non importa, per amore questo ed altro, imparate a dire di no nel caso serva, e imparate a capire le vostre paure. Se non riuscite ad affrontarle sarà per un'altra volta. Quindi adesso torniamo verso giù, magari ci fermiamo sulle prime caserette là sotto le case, se ci ospita su una panchetta mangiamo qualcosa e torniamo verso giù. E anche stavolta bivacco mancato, non importa, tornerò da solo o con qualcun altro, o magari in un altro periodo dove non ci sono foglie in terra, perché effettivamente su sti posticini qua, per quanto non sia proprio tanto brutto il pendio, se cadi probabilmente ti fai male. Quindi torniamo giù, che poi alla fine potevo anche arrivare fino alla casera da solo, mancava talmente tanto poco, ma la mia coscienza me l'ha impedito. Io non avevo il coraggio di andare fino su. Metti che gli succedeva qualcosa, come avrei potuto andare avanti? Magari non gli sarebbe successo niente, ma se gli succedeva qualcosa nel frattempo che io andavo su e tornavo giù, non si fa. L'obiettivo di oggi era Casera Gravedel, su di là. Probabilmente la vedremo un'altra volta, però l'obiettivo era di mangiare 2 hot dog alla Casera Gravedel. E ora casera va bene, vedremo un'altra volta, ma gli hot dog era qua. Ma io ho 2 sopra e tu hai 2 sotto. Ah, ecco perché è strano. Va bene, non importa. Vuoi cambiarli? Facciamo cambio. Cambiamo. Vabbè, questo qua è sopra. Questo è sopra. Questo è sotto. Ecco, ho messo a posto. Panini. Ciao, perché ha fame, c'è fame. E a biretta, c'è biretta. Cincini, amici! Quindi, chiudiamo qui il nostro video. Disavventura, non è una disavventura. Bisogna saper dir di no. Se qualcuno ha dei timori o che è inutile andarci contro. Fermatevi in tempo e rinviate a un'altra volta, che tanto pa pagar e morir che c'è tempo. Fiossi, ci vediamo in un prossimo video più fortunato. Ciao teta! Dai, siamo qua, sì, siamo un attimo appoggiati qua, non femo niente, non sporchemo niente, non femo niente. Ciao!